Spero che voi abbiate un giorno migliore di quello che sto vivendo io, perché qui la giornata è molto cupa, è molto grigia. Piove a Bruxelles da stamattina ininterrottamente, però non mi ferma per fare una passeggiata e vedere le bellezze di questa città. Tra l'altro ho riscontrato tantissimo interesse verso il prodotto paesano, che sono due liquori, due amari, uno al melograno e uno al carciofo nostrano di Niscemi, che sono stati realizzati su una selezione fatta da Savino, uno dei migliori sommelier svizzeri, che ha selezionato i nostri prodotti e ne ha reso una ricetta davvero unica, che molto presto troverete dappertutto. Spero che anche qui in Belgio, come in Olanda, come in Germania, ci sia la possibilità di distribuire questi prodotti, perché quello che ho capito da questo viaggio è che il padrone di un prodotto non è il prodotto in sé, ma è la logica che ci sta dietro. È tutto un sistema che comprende il marketing, il prodotto come contenuto e la logistica, da non sottovalutare, perché inizialmente mi proponevo con questo prodotto a dei ristoranti, a dei negozi, ma poi mi sono reso conto che bisogna agire con un criterio logistico ben preciso. Bisogna andare al distributore e offrire a lui un prodotto e non al singolo negozio o al singolo ristorante, perché come in questo caso, per far arrivare in Belgio un prodotto che è fatto in Sicilia, io devo agire sulla base di, non dico per forza grandi numeri, ma quantomeno devo fare in modo che quel prodotto vada a un distributore e poi lui lo distribuisca a tutti i singoli rivenditori, perché altrimenti mandare una cassetta di bottiglie a un ristorante in Belgio costa più come spedizione che come prodotto. Quindi sono cose che bisogna tenere in conto se si vuole avere un risultato diverso. E io da Grand Place di Bruxelles vi saluto, spero che vi piaccia, a me sì, tantissimo, anche se piove, e ciao paese.